Nei giorni scorsi era riuscito a scappare durante un inseguimento con la polizia locale che l'aveva fermato in pieno centro a Castelfranco. L'uomo, pregiudicato per resistenza e lesione a pubblico ufficiale, è stato intercettato mercoledì dai vigili che l'hanno bloccato. Quello del 2 aprile è stato un pomeriggio di controlli a tappeto da parte della polizia locale di Castelfranco, con i vigili in azione in centro storico ma anche nella zona del Foro Boario e di Traville. Controllata un'ottantina di veicoli, 5 le patenti ritirate, una persona denunciata per guida in stato di ebbrezza ed una fermata per guida senza casco. Le sanzioni più gravi hanno riguardato l'utilizzo del telefono cellulare alla guida, con conseguente ritiro immediato della patente ai fini della sospensione. Si tratta di un fenomeno che, nonostante l'inasprimento delle sanzioni previsto dal nuovo codice della strada, continua ad essere diffuso. I controlli della polizia locale hanno interessato anche il Foro Boario, dove in passato c'erano stati dei furti con rottura dei finestrini delle auto in sosta, e a Traville, dove i residenti lamentano eccessi di velocità lungo il rettilineo che fiancheggia la pista ciclabile del quartiere.